che vi ho detto, secondo me sono una cosa buona e soprattutto una buona cartuccia, insomma, da sparare rispetto a mondi come quelli delle partite IVA, di chi faticosamente gestisce attività economiche piccole e piccolissime, e sono il simbolo, il segno di una tensione della politica, delle istituzioni. Molto spesso si dice, ma istituzioni lontane dai bisogni. Ecco, qui c'è stata una risposta immediata, una richiesta che è venuta dalla Sardegna e che ha fatto da detonatore anche a livello nazionale di questa cosa, una richiesta della Confartigianato, e io credo che si può usare a testimonianza di uno sguardo attento e di un impegno conseguente del Partito Democratico verso questo mondo dell'economia reale. Io spero di tornare perché vuol dire che avremo vinto questa piccola battaglia, a Quartu, per capire poi magari col Partito Democratico di Quartu come si lancia una cosa che è tutto frutto, al di là di qualche polemica che aveste sul giornale del vostro sindaco attuale, che è tutto frutto della capacità di elaborazione e di manutenzione di questi strumenti da parte del centro-sinistra. Grazie a tutti. Grazie Francesco, l'auspicio sarebbe anche